Quest'anno andrai in vacanza? Penso di sì, però comunque in zona o in una casa che ho in montagna, comunque resterò in Italia. Non ti fidi dell'estero? Non più di tanto, diciamo che è meglio restare qui in Italia e aiutare anche tutto l'ambito della ristorazione, degli hotel, eccetera, e quindi preferisco restare qui. Sì, e appunto quest'anno è l'anno della mia maturità e quindi viaggio di maturità in Sicilia, appunto anche per promuovere l'Italia che ne ha bisogno a maggior ragione in questo periodo. Dalla Sicilia a Bolzano, dal mare allo sport sui monti, agli itinerari green, i trevigiani si allineano al trend nazionale evidenziato dall'indagine condotta da Confturismo sulle previsioni legate alle vacanze. Secondo il sondaggio, infatti, ben il 93% degli intervistati resterà in Italia, il 16% in più dello scorso anno. In Italia, a Bolzano. C'è preoccupazione? Io personalmente no, però no, penso sia abbastanza tranquilla la situazione al momento. Ad essere penalizzate saranno però le città d'arte, al quarto posto fra le preferenze menzionate, solo dal 15% contro il 22% dello scorso anno. Al contrario, gli stranieri, che invece arriveranno proprio per godere delle mete artistiche dei percorsi enogastronomici, come questa coppia di olandesi che rileva l'attenzione in Veneto nel rispetto delle norme di sicurezza. Stando ai dati raccolti dall'osservatorio Confcommercio, ci sarà comunque un 7% di vacanzieri che opterà per mete estere, Grecia, Francia, Spagna, e la new entry Austria, che sostituisce l'Inghilterra, normalmente presente fra le destinazioni pre-Covid. Noi andiamo sempre in Croazia, a Rovigno, perché abbiamo una roulotte. Infine una nutrita platea di indecisi, un 19% che vorrebbe partire, ma non sa se contare sulle disponibilità economiche, su ferie sufficienti o se fidarsi. Quest'anno si andrà in vacanza? Forse. Da cosa dipende? Dalla sicurezza, dall'economia? No, dipende dal fatto che non ho ancora preventivato perché sto ancora lavorando.